Quest'oggi si parla di contratti di fiume, qual è intanto la posizione del governo rispetto a questo strumento? Mi sembra che sia una posizione di piena condivisione e qualche settimana fa abbiamo approvato appunto un provvedimento, il cosiddetto disegno di legge sulla Green Economy, che all'articolo 24 bis istituisce nel codice dell'ambiente i contratti di fiume e ne dà piena riconoscimento all'interno della normativa nazionale. C'è una condivisione che raccoglie anche il contributo prezioso venuto negli anni da questo tavolo, dalle esperienze locali che si sono diffuse in molte regioni e che si colloca poi in un quadro più complessivo di ripensamento anche delle politiche di difesa del suolo e di tutela della risorsa idrica su cui il Governo e il Parlamento sono impegnati ormai da diversi mesi in diversi provvedimenti. In questi giorni si parla molto di rischio, di dissesto idrogeologico e anche di prevenzione ovviamente connessa a tutelare il territorio da questo rischio. I contratti di fiume possono essere uno strumento realmente efficace o rischiano di diventare il solito tavolo farraginoso all'italiana? No, io credo assolutamente di sì, che i contratti di fiume stanno proprio nella logica con cui dobbiamo puntare a cambiare le politiche di difesa del suolo, puntando e investendo molto di più sulla prevenzione. Il tavolo di questa giornata dice dall'emergenza alla prevenzione, è proprio questa la logica, non soltanto in termini di destinazione delle risorse. Voglio ricordare che per i prossimi 7 anni verranno stanziati 9 miliardi di euro a far conto sulle risorse comunitarie, su quelle delle regioni, proprio per rifinanziare interventi destinati alla prevenzione del rischio idrogeologico, politica che è drammaticamente mancata nel corso degli anni nel nostro Paese. I contratti di fiume hanno un valore aggiunto perché consentono di condividere con i territori anche scelte impattanti in termini di infrastrutture di difesa idraulica, di interventi di rinaturazione dei corsi d'acqua, e quindi tutto quello che viene condiviso è un ostacolo in meno sulla strada della effettiva realizzazione e dell'attuazione di risposte necessarie proprio a prevenire i danni e i disastri di cui questi giorni facciamo la conta.